Doppio sciopero di protesta dei lavoratori del teatro La Fenice. Domani, 25 agosto, salta la prima della Tosca ed è in forse anche Madame Butterfly di sabato prossimo, 31 agosto. Nel sito del calendario del teatro già cancellato il primo appuntamento, con già previsti i rimborsi per i biglietti acquistati, così come specificato in una nota dello stesso teatro. Tra i motivi dell'agitazione, i licenziamenti di 2 musicisti sindacalisti, con la dirigenza del teatro che sostiene di aver cercato fino alla fine di scongiurare questo sciopero, ma senza riuscirci. La loro posizione era assolutamente una posizione al di là degli argomenti in questione, come dire, tesa a fare un braccio di ferro per una questione insomma, di puro potere, e quando le posizioni sono così e non sono fatte per pensare al bene di tutti, purtroppo non si va da nessuna parte. Quindi ieri sono stato costretto, dopo tutti i passaggi, altre riunioni che ci sono state, sono stato costretto ad informare il pubblico che la recita non sarà effettuata. La lotta continuerà fino al ritiro dei licenziamenti e l'ottenimento delle richieste, la replica dei 2 sindacati che hanno indetto lo sciopero, cioè Unione Sindacale di Base e UIL. I 2 licenziamenti, che a nostro avviso erano ritorsivi, perché è del tutto evidente che una volta che proclamiamo lo sciopero e lui si rende conto che siamo in grado di farlo, inizia a colpire le organizzazioni sindacali che lo hanno promosso. Dal nostro punto di vista era collegato a quello, dal suo punto di vista invece è collegato a provvedimenti disciplinari che avevano all'interno del loro fascicolo personale. I licenziamenti scaturiti al termine di una trattativa sindacato-azienda dove, tra le altre cose, si chiedeva maggiore sicurezza dei dipendenti a fronte di incidenti anche gravi alle attrezzature sceniche, con un primo riconoscimento di 300 euro per tutti i lavoratori. Viene fuori l'immagine un pochino di una Fenice come se fosse un campo di lavori forzati, cosa che non è. Sabato prossimo salterà Madame Butterfly. Molto probabilmente sì, nel senso che lo sciopero è confermato per entrambe le giornate.